La prima divisione femminile della pallavolo arcobaleno sta tutta qui, tra la più vecchia e la più giovane della squadra. Io ne ho 22 a marzo, quindi ancora 21, e all'interno della società comunque sono l'atleta più vecchia, qui da quando avevo 9 anni, e il capitano è un'altra ragazza, ma diciamo aiuto moralmente la squadra e niente, ci sono. Sembra assurdo, ma è così. La più vecchia della squadra ha solo 22 anni. Andiamo a sentire allora cosa dice la più piccola. Sono stata molto felice quando mi hanno detto che ero in prima divisione, e anche se all'inizio avevo paura di non trovarmi bene con le compagne che erano abbastanza più grandi di me, però poi subito dal primo allenamento ci siamo trovate, anche se la differenza di età è abbastanza elevata. Giovanissima, sì, ma con già alle spalle delle belle soddisfazioni. L'anno scorso ho fatto parte della selezione provinciale del Padova e abbiamo fatto il trofeo delle province e siamo arrivati secondi. E quest'anno sono andata in selezione regionale. L'anno scorso la pallavolo arcobaleno aveva una serie D, poi per una serie di motivi la necessità di puntare al ricambio. Le ragazze che erano con noi ormai da molti anni hanno chiesto alla società di essere lasciate libere di fare delle nuove esperienze. Anche l'allenatore stesso aveva bisogno di provare nuove esperienze, quest'anno è all'Imena e so che sta facendo bene in Serie C, e noi non abbiamo voluto togliere la scelta che le ragazze ci stavano proponendo. Abbiamo deciso di ripartire da zero, ripartire con le basi che avevamo delle ragazze più giovani della Serie D che già allora erano inserite, attingendo il nostro vivaio. Non abbiamo fatto operazioni di mercato perché non è nei nostri costumi, nelle nostre abitudini. Abbiamo attinto al vivaio e siamo ripartiti da una prima divisione, scommettendo sulle ragazze, non dandoci grossi obiettivi per quest'anno. L'importante sarebbe rimanere in prima divisione per poi costruire il futuro. Ora quindi la prima divisione è la squadra di punta della società. La prima squadra è squadra giovane, appunto riamalgamata, abbiamo degli elementi che sono rimasti dalla Serie D e poi abbiamo cercato di valorizzare alcune atlete che l'anno scorso provenivano da realtà della terza divisione, sempre perché cerchiamo di puntare a far crescere le atlete che abbiamo in casa e non cercare atlete da altre società. È la filosofia, è quello che portiamo avanti, è quello che continuiamo a predicare, perché vogliamo che le ragazze si sentano parte di una società, non parte di una singola squadra. E con una formazione così giovane l'obiettivo è decisamente la salvezza. Dobbiamo salvarci almeno per quest'anno, perché è il primo anno che realmente abbiamo la possibilità di essere in prima divisione con questa squadra. La realtà è che ogni persona che comunque fa parte della prima divisione è del vivaio della primavera dell'arcobaleno e sicuramente ne farà parte negli anni successivi. Punto fermo alla pallavolo arcobaleno è lo sponsor. Archeometra, azienda nata nel 1993 e che opera nel settore dell'innovazione tecnologica applicata ai beni culturali, crede nelle potenzialità dei giovani. Investiamo nel futuro. Per il nostro personale ci sono molte ragazze e sono migliori dei maschi, quindi investiamo dallo sport, spirito di squadra, sono doti e virtù che per noi sono fondamentali poi nell'attività produttiva e realizzativa, ma non c'è solo scopo di lucro, francamente mi diverto. E lancia un'importante iniziativa. Chiedo sempre a Paolo, il presidente, come vanno a scuola e se possiamo dare anche una mano con le borse di studio. Stiamo pensando a qualcosa, ma mistero, faremo qualcosa anche quest'anno di importante.